Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it, the Blue Light Blue Radio. Giacomo, si va verso Crema, si va verso una partita dove vi mancheranno sì 4 titolari, ma dove comunque non mancheranno le alternative. Ad esempio in difesa ti ritroverai con Scaglione. Ecco, diciamo che il Lecco non ha poi troppe scuse legate all'organico per questa gara. No, assolutamente, organico. Sappiamo che perdiamo 4 giocatori importanti, ma ne troviamo altri 4 altrettanto forti e quindi questo qua è l'ultimo dei nostri problemi verso la partita di Crema. Crema, partita dove dovete dimostrare comunque di avere ancora contatto con questo campionato. Dall'altra parte del calendario, mettiamola così, ci sarà comunque Rezzato Pro Patria che potrebbe regalarvi una nuova distanza minore rispetto alla vetta. Sicuramente, sicuramente. Noi è più importante che facciamo un risultato noi che guardare gli altri, secondo me. E comunque penso che la squadra nei confronti del Crema sia cresciuta, sia arrivata a un punto della stagione in cui è matura e che possiamo fare bene senza cali di concentrazione. Martedì il team manager Maiolo vi ha portato le parole del presidente che vi ha caricato, comunque ha trasmesso positività. Guarda, io martedì non c'ero al campo, ho avuto un'influenza, però quello che mi ha trasmesso la squadra nei giorni successivi e tutt'oggi che ci sia positività e grande voglia di vincere, perché noi comunque domenica, per quel poco che si è riuscito a giocare a pallone, abbiamo dimostrato di essere superiori alla Pro Patria. Grazie Jack, buon lavoro. Grazie a voi. Fabio, com'è andata questa settimana? Eravate decisamente incazzati ancora martedì, poi la situazione sembra essere andata via via un po' normalizzandosi nel corso dei giorni. Ma un po' amareggiati sicuramente per quello che è successo domenica e niente, bisogna metterla da parte, l'abbiamo già messa da parte già da martedì e niente, motivo in più per arrivare a Crema con tra virgolette un'incazzatura giusta per andare a prenderci i punti che domenica secondo me 11 contro 11 potevamo tranquillamente fare e niente, il campionato è lungo e non deve essere un alibi a mollare, anzi a lottare ancora di più. Crema è una partita dove voi avete da perdere tanto, il Crema ha altrettanto da perdere anche se sta da altre parti della classifica. Diciamo uno di quegli incroci che possono riservare brutte sorprese, perché comunque il potenziale comunque il Crema lo ha per darvi fastidio. Ma sicuramente sì, il Crema è stato costruito per rimanere nei piani alti della classifica e vengono da un risultato di 4-0 se non sbaglio contro il Levico, quindi saranno sicuramente ancora più motivati e niente, noi dobbiamo pensare a noi, non agli altri. Sappiamo il potenziale che abbiamo, ci siamo rinforzati e domenica secondo me andremo a fare una gran partita. Grazie Fabio, buon lavoro. Grazie a voi. Mister, come ha reagito la squadra questa settimana? Martedì ne abbiamo parlato anche con Cristofoli, c'era ancora ovviamente della rabbia, ma poi sembra essere stata trasformata durante la settimana, che è più o meno quello che avevi detto anche tu. Sì, abbiamo lavorato su questo, abbiamo lavorato sul trovare stimolo da una sconfitta immeritata e quindi dobbiamo assolutamente girare questa cosa negativa in positivo, quindi presentarci alla partita di domenica nel migliore dei modi. A Crema scendete senza 4 pezzi da 90, ne avete comunque altrettanti, fortuna tua in panchina. Ecco, io ho detto che potevi dormire sonni tranquilli, penso che non avrai troppi crucci a fare comunque la formazione domenica. Sì, la difficoltà di avere tanti bravi giocatori che avevo domenica scorsa nella scelta è diventata un po' più semplice questa settimana, però è positivo perché questo è il vantaggio di avere una squadra competitiva non solo negli 11 che partono ma anche in quelli che potrebbero sostituire, quindi siamo competitivi e vogliamo andare domenica a fare del nostro meglio in una partita molto difficile. Che è una partita complessa anche perché loro sono all'ultima spiaggia giù di lì. Beh, mi sono permesso di girare il link dell'intervista del loro presidente a fine partita
e sul gruppo dei giocatori, per far capire che tipo di ambiente andremo a trovare, poiché è stato molto secco, molto deciso il loro presidente nei confronti dei propri giocatori e di tutti quanti, quindi troveremo una squadra agguerrita che vorrà assolutamente dimostrare al proprio presidente che è degna di questa maglietta, della loro maglietta, e noi al tempo stesso però andremo a cercare di riscattarci. Sappiamo che è difficile perché comunque sia è una squadra che arriva da un momento no, ma che vuole fortemente cambiare trend e noi dobbiamo essere più forti di loro in questo senso. E in ultimo un commento abbastanza veloce su quelle che sono state le penne combinate dal giudice sportivo, se le trovi adeguate o sproporzionate. Ma io sono tutto sommato contento perché poi alla fine ha dato una domenica, anzi una partita ad ogni giocatore e 2 partite al presidente. Credo che però siano state abbastanza morbide, inteso per quello che è successo. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.